spazio ok. Torna Spaziocchi sulle frequenze di Radio Padania Libera, stasera in compagnia, come sempre, come ogni mercoledì, di Marco De Paoli e Tino Edoardo. Trasmissione pre-estiva. Sì, pre-estiva, guardando fuori mica tanto, però insomma qui a Milano diluvia, cioè appena smesso, però la temperatura è di quelle non molto estive, però dicono che da venerdì meglio, così restiamo in atmosfera occhio su ghiaccio. Dunque siamo al fresco e ci conserviamo di più. Bene, stasera abbiamo come ospite Patrick Della Valle, giornalista di Teleticino, a cui chiedo il mio valoroso regista se vuole contattarlo. Sì, va bene. Comunque Spaziocchi, Marco, abbiamo molte notizie che diremo durante la trasmissione, intanto che vediamo di metterci in contatto con Patrick, di cui si parlerà. Comunque, mondiali finiti, ormai l'unico campionato che ancora è da decidere è il campionato nordamericano, comunque. Sì, il campionato nordamericano è quello che si protrae più a lungo, finisce metà giugno, adesso siamo alla fase finale, la partita tra i New York Rangers e i Los Angeles Kings è praticamente un coast to coast, uno sul Pacifico, uno sull'Atlantico, rappresentano in pieno gli Stati Uniti, mentre il Canada ancora una volta rimane a bocca asciutta. A bocca asciutta e diciamo anche pure dei New York che insomma dopo 22 anni riescono ad approvare una finale. Sì, una città così merita successi non solo con il basket o con il baseball, ma anche con l'hockey su ghiaccio, dove il Madison Square Garden è uno dei più degli stadi del ghiaccio con più atmosfera degli Stati Uniti. L'NHL, ricordiamo che per l'Europa non è cioè sarebbe meglio se finisse prima, perché ricordiamolo, quando ci sono i mondiali negli Stati Uniti si gioca ancora, per cui i pezzi forti migliori di tutte le nazionali, non solo degli Stati Uniti e del Canada, visto che le squadre sono imbottite dei migliori giocatori al mondo, le nazionali devono farne a meno. Ci andiamo subito anche a chiederlo, abbiamo già preso contatto, siamo in collegamento con Patrick Della Valle. Ciao Patrick. Ciao Edo, buonasera a tutti. Senti, stavamo giustamente parlando di NHL, quanto sarebbe stato di aiuto Diaz a nazionale? Beh, sicuramente un giocatore come lui può fare la differenza in un mondiale che per forza di cose era privo di molte stelle dell'hockey mondiale, no? Perché immagino state parlando di quello, la NHL sì, è proprio in corso. Beh, Diaz avrebbe potuto dare una mano, poi
che la strada della Svizzera sarebbe stata diversa, quello è poi tutto un altro discorso. È tutto da vedere. Senti, partiamo da Lugano, preso Klaasen, ottimo giocatore, l'abbiamo visto ai mondiali comunque, poi per il resto non si sente ancora niente, tenendo conto che ha 4 giocatori che non gli verrà rinnovato il contratto, insomma. Non ho capito l'ultimo nome che hai fatto, Edo, scusa, ma... Ho detto, a parte Klaasen, che è l'acquisto che è stato fatto, che abbiamo visto ai mondiali, insomma, altre voci da Lugano sul mercato, comunque di rinnovi, non se ne sente ancora. Bene, sì, Klaasen è probabilmente il colpo fino qui dell'hockey svizzero, perché l'abbiamo visto ai mondiali, però poi non sottovaluterei nemmeno l'ingaggio di Filppula, che è un giocatore che a livello europeo ha dimostrato essere un ottimo giocatore. In Russia la scorsa stagione ha disputato un campionato buono in una lega che comunque è molto competitiva, e Lugano lui avrà il ruolo di prendere in mano un po' la squadra, no? Il ruolo di primo centro che l'anno scorso a Lugano è mancato. Poi però io non dimenticherei neanche che Lugano ha messo a segno un altro colpo importante per il mercato svizzero, è quello di Alessandro Chiesa, che è stato annunciato ormai qualche mese fa. Qualcuno forse un po' se ne dimentica, però Chiesa è un difensore che può dare solidità a Lugano sicuramente. Che manca un po' in difesa però. Manca qualcosa, calcolando la partenza di Heikkinen, che tra l'altro proprio poche ore fa ha firmato in KHL col Salavati di Ufa. Ecco, mancherà uno straniero lì dietro. È anche vero che l'anno scorso Heikkinen in pochissime partite si è dimostrato uno straniero vero, ecco. Perciò il Lugano sarà una squadra molto offensiva l'anno prossimo, molto più di quello che abbiamo visto quest'anno. Si punterà su quello, si punterà anche su 2 portieri che dovranno da una parte un po' confermarsi, Manzato, se non addirittura migliorare. Poi se Manzato dovrà confermarsi ancora di più dovrà farlo Mercedes, che alla seconda stagione non sarà più la sorpresa. Tutti si aspettano tantissimo da lui, e allora starà a lui rispondere. È praticamente quello che vuole Fischer, praticamente c'è un Lugano propenso all'attacco e poi in difesa molto alta per fare molto pressing. Beh, sicuramente se l'anno scorso Fischer aveva tra virgolette l'alibi di dire la squadra non l'ho costruita io, non è la squadra che voglio io, e in effetti poi era vero, perché la squadra non è quella che Fischer voleva, e lui ha portato in corso d'opera alcuni cambiamenti, penso Domenichelli, Jordi Murray, Metropolitan in seguito. Ecco, cambiamenti che non hanno portato grandissimi risultati, almeno per quanto riguarda i fatti, perché poi c'è stata ancora un'eliminazione ai quarti di finale. Quest'anno la squadra è costruita in toto da Fischer. C'è ancora qualche dubbio, se posso dirlo, è su Brady Murray, un giocatore che da più stagioni subisce continuamente infortuni. La stagione scorsa ne ha giocata almeno metà, ma non è stato ai suoi livelli. Anche Fischer ultimamente in una nostra intervista aveva fatto capire che il Lugano sta valutando molto attentamente cosa fare con Brady Murray, perché è un giocatore che a livello di budget pesa molto sulle capacità del Lugano, e a livello di hockey sul ghiaccio non sta rendendo quanto in casa Lugano tutti si aspettavano. Senti, saliamo su in Liventina e parliamo di Ambry, un Ambry che dopo gli annunci dei nuovi acquisti, comunque come ogni anno si ripete questa problematica del budget. Oggi poi c'era il consiglio d'amministrazione. Insomma, tu hai qualche notizia che è uscita da questo consiglio? Non si sa ancora. Io non so dirvi molto di più. So che la situazione dell'Ambry ormai è ciclicamente la stessa, ma lo è perché non ci sono alternative, nel senso che l'Ambry deve convivere con una situazione che è così, storicamente è così. Tutti gli anni i tifosi, il consiglio di amministrazione, gli amici del club sono chiamati a dare una mano per far sopravvivere quello che sta sempre più diventando un vero miracolo sportivo, no? Quello di far sopravvivere una squadra nella massima lega svizzera in un paesino così periferico e di non lo so quante anime, 300-400 anime, in una pista che comunque strutturalmente ormai è fuori dal tempo, se vogliamo, no? Senti, si parlava nelle scorse settimane di questa crisi dell'Ambry
e un po' si diceva, insomma, tutte le altre squadre hanno chi può risanare il bilancio, nel senso avendo un presidente o comunque sponsor così grossi da poter risanare il bilancio, cosa che l'Ambrì non ha. Edo Lambri spesso è stato costretto a chiedere una mano ai suoi tifosi che hanno sempre risposto presente, questo lo sappiamo. Poi che Lambri non abbia amici o sponsor che poi riescono a coprire i buchi non è vero, perché se Lambri oggi è ancora qui è perché c'è gente che lavora dietro le quinte, che non vuole metterci la faccia, che però oltre alle parole poi fa anche seguire i fatti e arriva a far sopravvivere una realtà come quella di Lambri. Tra altre cose, si parla sempre di Ambrì, ma insomma sono notizie ancora di un paio di mesi fa, anche il Kloten comunque non naviga in acque serene. La situazione del Kloten è abbastanza paradossale, perché è passata dal fallimento praticamente, perché si è arrivati davvero vicinissimi alla possibilità di mettere a segno acquisti sul mercato svizzero che lasciano a bocca aperta. Questa è stata la fortuna del Kloten, di trovare un personaggio come Gaidul, che è uscito dalla Lega e ha preso in mano il Kloten, e l'ha preso in mano con forza, iniettando anche parecchi fondi. D'altra parte lui può farlo. Quanto poi sia etico che un personaggio che era legato alla Lega, da un giorno all'altro molla e salva una squadra, questo è un altro discorso, però la realtà dei fatti è che il Kloten oggi è davvero una potenza del nostro hockey, è passata dai play-out alla finale, e secondo me anche l'anno prossimo bisognerà fare moltissima attenzione al Kloten, perché secondo me, sempre è un giudizio personale, sarà una delle squadre favorite per vincere il titolo. Senti, la Ebel si ingrandisce, la KHL si sta ingrandendo anche loro. Qual è la misura di valutazione, se vuoi, della salute del nostro campionato? Nostro quale, Edo? Svizzero. No, il campionato svizzero è un campionato che sta bene, perché lo si vede con i giocatori che comunque si riesce a portare nelle varie squadre. Sai, un giocatore come Klasen aveva sicuramente molte opportunità anche in KHL, con stipendi, mi permetto di dire, doppi o tripli rispetto a quello già buono che percepirà a Lugano. Perciò, se devo valutare la salute di una lega con i giocatori che ci arrivano, il campionato svizzero può stare tranquillo, anche perché poi è attrattivo sotto diversi punti di vista. Quello finanziario innanzitutto, non può competere con la KHL, la NHL ovviamente, però penso che poi in Europa occidentale pochi campionati possono permettersi determinati stipendi. Poi il campionato svizzero ti permette di stare molto a casa, trasferte in pullman, cioè concede dei comfort che altri campionati non ti concedono. E penso per esempio a quello che ha raccontato più volte Ivano Zanatta, quando in KHL prendi l'aereo e vai nel profondo est della Russia, magari poi stai in giro 7 giorni, 10 giorni, 12 giorni e poi torni a casa, però magari chi ha una famiglia preferisce fare diverse valutazioni. Anche in questo il campionato svizzero si presenta molto attrattivo. Champions League torna dopo tanti anni, dopo il fallimento della European Hockey League, un fallimento che era dovuto al disinteresse praticamente dei campionati più prestigiosi d'Europa. Per questa Champions League, secondo te, le squadre svizzere lo prendono con entusiasmo o sarà come al solito l'ennesimo fastidio che hanno durante l'anno? È difficile valutare, perché essendo che le ticinesi sono escluse, almeno per quest'anno, non siamo così vicini per tastare il polso al meglio. Quello che è vero è che questa nuova Champions Hockey League prevede che tra gli organizzatori, tra i fondatori di questa competizione ci siano proprio i club, no? Penso che in Svizzera sono 4 club, Bernard, Zugo, adesso non ricordo le altre. Ginevra, sì. Ecco, perciò fa sì che per forza di cose, almeno ipoteticamente, dovrebbero essere interessate, non dovrebbero prendere sotto gamba. E io ho fiducia, nel senso, le cose mi sembra che sono partite abbastanza bene, al di là di un sorteggio che è stato un po' di ballerino, però mi sembra di aver capito che a livello televisivo in Svizzera sono stati piazzati i diritti, e questo è molto importante, perché al di là di tutto mi sembra che anche nei precedenti tentativi quello che mancava era l'interesse mediatico, che
che la competizione non arrivava nelle case degli appassionati, e forse adesso è il tentativo giusto, anche se poi io penso che in Svizzera, o perlomeno in Ticino, Lugano-Ambrì giocato 50 volte in una stagione porterà sempre più persone alla pista che la finale della Champions League, ecco, ma anche un Lugano Davos o un Ambrì Berna. Questo penso che è un po' l'attitudine del tifoso, in particolare ticinese, ma credo anche abbastanza svizzero, per quanto abbiamo visto nel torneo europeo che si svolge d'estate, in cui le piste comunque, sì, è vero che era d'estate, però le piste erano abbastanza vuote. Senti, non c'è solo questo appuntamento il prossimo anno, ma anche c'è l'appuntamento della Coppa Svizzera che stanno riproponendo. Non si può creare che poi si arrivi a fine stagione stanchi veramente? Beh, c'è questo rischio. Io penso che tra la Coppa Svizzera e il campionato, le squadre che parteciperanno alla Spengler, gli impegni comunque della nazionale, i giocatori avranno molto da fare. Se mi permetti un appunto proprio sulla Coppa Svizzera, come idea può essere interessante soprattutto per portare il grande hockey nelle periferie, però poi ho visto che il primo turno è stato fissato per un mercoledì sera, non so ancora bene a che ora. Ecco, secondo me non è un'idea geniale questa. Se tu vuoi portare il grande hockey, avvicinare i bambini delle periferie alle grandi squadre, il primo turno devi mettermelo la domenica pomeriggio. Sarebbe il modo ideale per avvicinare le squadre alla gente, ai bambini, a tutti gli appassionati che sicuramente sarebbero contenti di vedere il Lugano giocare a Sion o queste grandi squadre andare in periferia, però il mercoledì sera non mi sembra una scelta azzeccatizza. Senti, un'ultima domanda, dopo ti lasciamo andare. Tra poco rimarrai orfano? Chi? Stai già ridendo, dunque sai già di chi sto parlando. Esatto. Tra poco, ti lascerà, come farai adesso? Ma mi lascerà. Parliamo di Mauro Antonini. Sì, infatti, diciamolo ai nostri radioascoltatori. Il buon Mauro Antonini assieme a Luca Ciarini partirà per il Brasile, se non vado errato, il 23 di questo mese. Andrà a seguire i mondiali con Luca Ciarini, con Antonello Pasquale, Tiziano Cagnatel. Ci sarà una piccola squadra di Teletticino che monterà le tende a Rio, ecco, e saranno lì fino parlando alla di fine del Rio, mondiale. secondo te loro vanno a vedere 22 pirla che corrono dietro un pallone o... Ecco, vedo, qui non mettermi in difficoltà. Allora, quello che posso dirti è che io la mano sul fuoco non ce la metto. Ecco. Però, malgrado tutto, so che Mauro Antonini è un grande appassionato di molte cose, ma è un maestro. In primis è un grande appassionato di calcio, dunque sono sicuro che il suo obiettivo primo è il calcio, poi il secondo e il terzo non lo so. Va bene Patrick, noi ti ringraziamo e niente, ci sentiremo magari più avanti ancora, magari prima delle ferie, e per adesso una buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ciao, grazie. Marco, ciao. Come stavamo dicendo, parlavamo prima con Patrick, abbiamo parlato di Coppa Campione, ricordando che quest'estate l'Ambrì parteciperà alla Dolomitan Cup, la famosa competizione che si svolge ogni anno in quel di Egna. Tu hai già le date però per la Coppa Campione che disputerà, c'è il Bolzano. Sì, come avevamo anticipato settimana scorsa, il Bolzano ad agosto sarà diretto all'estero, in Finlandia già il 22 agosto a Turku, e il 24 agosto sarà nella vicina Svezia a Linköping. La prima partita in casa sarà contro il Turku a settembre, il 5 settembre, e 2 giorni dopo in casa ancora con Linköping. Anche qui vorrei capire come fare un calendario con solo 3 partite da giocare, di cui 2 a distanza di 2 giorni dall'altro. Magari se fosse stato in trasferta avrebbe avuto un senso, che magari rimanevano lì in albergo e evitavano lo spostamento in aereo, ma giocarne 2 in casa a distanza di 2 giorni uno con l'altra, si rischia anche che in una partita ci sia pubblico, nella seconda o forse un po' meno. Vabbè. La terza partita in casa sarà ad ottobre, il 9 ottobre, contro il Pardubice, squadra della Repubblica Ceca.
I prossimi appuntamenti sono della nazionale italiana, saranno a novembre in Ungheria per l'Euro Challenge, dove l'Italia sfiderà la Norvegia, l'Ungheria e la Polonia, però poi bisognerà aspettare febbraio per giocare in Austria contro la Slovenia e una tra Croazia e Corea ancora da definire. Successivamente i mondiali ci saranno a Donetsk, che vabbè, un paese tranquillo dove non succede Non niente. succede mai niente, anzi non sanno neanche cosa se si faranno, comunque staremo a vedere in quel Il dell'Ucraina. palazzo del ghiaccio l'hanno bruciato. Comunque, ma se c'è questa temperatura possono farlo all'aperto, anche te scusami, stai lì a sindacare, cioè, per una cosa del genere. In A2 invece c'è stato un cambio di presidenza. Sì, è importante perché aveva dato le dimissioni il presidente precedente, che aveva preso in mano le redini dopo la morte di Prinot. Sembrava che fosse un gettare la spugna per la chiusura definitiva della squadra, invece ora l'ha presa in mano Albert Peratoner e vedremo un po' il Gardenia l'anno prossimo, che parrebbe iscritto ancora all'International Liga, la Serie B austriaca. Vedere un po' cosa succederà l'anno prossimo. Cambio di presidente anche in Valpusteria, dove il presidente precedente, dopo anni che ha speso tanto ma non ha ottenuto poco o niente, Sembra il Goteron, arrivi sempre lì e c'è un po' più un discorso di mentalità. finale anche quest'anno persa. Vittorio Nonno, si chiama Andreas Mariner, cui facciamo l'in bocca al lupo, che sia la volta buona. Sia la volta buona, che magari il prossimo anno sarà sicuramente protagonista come ogni anno, ma che possa anche provare a questo titolo meno male meritato in tutti questi anni. Notizie da Milano ha raggiunto un accordo col comune, bene o male il comune ha promesso, poi sai che le promesse finché non le vedo scritte, non vedo gli assegni, non credo, comunque ha promesso circa 100.000 euro alla squadra milanese per i prossimi 3 anni, e presumo che siano come contributo, se vuoi, sul pagamento per l'occupazione pista, della Golà. Ogni soldino che arriva è manna dal cielo. Comunque la notizia più importante è che Milano ci sarà, non verrà trasferito a Torino come alcune voci erano serpeggiate nei mesi scorsi, non ci sarà Adolf Insam in panchina, quindi questa è una delle novità, perché come sempre, come mercato se ne parlerà forse a settembre, mi auguro di no, che comincino a... Il sito ufficiale ha detto che presto ci saranno novità riguardo al mercato. Adesso il concetto di presto nell'hockey su ghiaccio è molto relativo. Diciamo che per adesso nessuno si è mosso se non con uscite. Anche lo stesso Bolzano, che ha vinto la Ebel, che dovrà essere su ghiaccio, come abbiamo detto, il 22 agosto, per adesso solo i giocatori che partono, compreso l'allenatore. Non è ancora stato scelto quello nuovo. Tante cose, come stavi dicendo giustamente tu, ci hanno dimenticato di dire di Milano, che ha acquistato da Legna Ale Scaffi, un portiere giovane e italiano, dunque questo può essere anche di buon auspicio, perché magari può saltare fuori qualche straniero interessante, senza dover prendere per forza, c'è un giocatore, c'è un portiere, c'è straniero. Dispiace di non vedere più Mason il prossimo campionato, perché anche lui si è casato fuori dai confini nazionali, però sicuramente Renon saprà risparmierà sul suo ingaggio, però troverà qualcuno che possa difendere la propria porta. Bene Marco, siamo in chiusura. Diamo appuntamento a mercoledì prossimo ai nostri radioascoltatori, sempre sulle frequenze di Radio Padania. Ricordiamo per chi ci dovesse ascoltare che sabato e domenica prossima ci sarà in tutta la Padania ancora una mega gazzebata per raccogliere le firme dei 6 referendum, per abrogare, diciamo, i più famosi, se vogliamo, sono la legge Merlin, abrogare la legge Fornero e quello sull'immigrazione, che sembrano, che sono quelle più sentite
dell'opinione pubblica. Comunque invitiamo tutti, a chi non l'avesse ancora fatto, a recarsi ai nostri gazebo che saranno pubblicati sulla Padania comunque da qui a domenica prossima. Working in progress, come si dice. Bene, noi vi salutiamo, diamo appuntamento, come stavamo dicendo, a mercoledì prossimo. Un saluto da Marco De Paoli e Tino Edoardo. Avete ascoltato Spazio Ok.